La cagliatura del latte avviene con questo caglio che poi deve rimanere circa intorno ai 35-40 minuti. Amici di Bella Sicilia, ora vi spiegherò passo dopo passo come si fa la ricotta. Da cosa si inizia? Si inizia intanto, andiamo a riscaldare il latte a una temperatura di 35 gradi. Intanto è un latte intero, che potrebbe essere latte bovino, caprino o di pecora. A questo punto il latte lo facciamo riposare 5 minuti e adesso ho preparato il caglio. Questo è un caglio animale, ricavato dallo stomaco dell'agnello o del capretto. A questo punto lo vado a versare nel latte. Avviene così la cagliatura del latte. Mettiamo un po' in agitazione, agitiamo un pochettino. Ok, ora lo lasciamo riposare per circa 35-40 minuti e noi poi andiamo a controllare, e questo latte prende forma di un budino, cioè che forma così la cagliata. Il latte viene e si caglia, per questo viene versato il caglio. Poi viene rotta questa cagliata con questo strumento che si chiama spino, si lascia riposare e dopo gli do una piccola cottura con l'acqua a 80 gradi e lo porto a una temperatura di 42 gradi. A questo punto avviene così il primo sale, cioè la tuma o il formaggio e il pepato, ciò che noi vogliamo ricavare. Oppure andiamo a fare il caciocavallo, questo qua, quello che vedete voi. Questo qua è un prodotto a pasta filata che viene ricavata dalla produzione del giorno prima. Viene riposato e poi viene lavorato dopo 24 ore, perché questa pasta qui deve raggiungere il suo pH di acidificazione per poter filare. Noi tra poco vivremo e vedremo tutte le fasi di cui lei ha parlato. Ok. Ma spieghiamo un po' cosa abbiamo qui. Allora, facciamo una carrellata, iniziamo da qui. Questo è il caciocavallo, come parlavo prima, che viene fatto in una lavorazione. Questo prodotto qua viene prima tagliata a fette con un coltello e poi viene filata con acqua a una temperatura di 80-85 gradi da poter prendere forma e poi viene formato e diamo la forma del caciocavallo. Questi qua pure, questi sono sempre forma di caciocavallo, il cavallo fatto sempre da me a mano, senza avere, infatti domani farò anche vedere delle dimostrazioni. E poi abbiamo il maialino fatto sempre di caciocavallo, la colombina, si possono fare diversi tipi di animaletti e questo è un'arte, viene chiamata, questa è un'arte proprio, un'arte del mestiere. Questi la gente li può anche tenere come ricordo, si acquistano. Questo invece questo è il primo sale, come voi vedete, questo qua è il pepato primo sale. Questo è il pepato stagionato che viene sempre, come spiegavo prima, ricavato da questa produzione che io vi sto facendo vedere adesso. Poi questo è il pepato stagionato. Allora, questo già ha una stagionatura di 1 mese e mezzo circa, mentre qua andiamo su una stagionatura di 6 mesi in su, ed è già il pepato stagionato. Mentre questa è la provola sfoglia, che adesso la apriamo. Che stagionatura ha la provola? Questa la provola già parte già da come stagionatura, una provola già stagionata, la sua stagionatura già inizia dai 5-6 mesi in su. Questa ora... All'incirca quant'è il peso di questa provola? Questa andiamo su un peso di 4-5 kg circa. Adesso vediamo, la iniziamo. E qui c'è la bontà di tutto il territorio. Sì. E tutta la passione per il suo lavoro. Sì, sì. Quando hai iniziato? Ma tantissimi anni, ho oltre 30 anni di mestiere, di esperienza, sempre ci ho fatto questo lavoro, sì, da giovane. E non può mancare la saga della ricotta e limina? Assolutamente no. Questa è la terza edizione per
per festeggiare la festa della ricotta, per far vedere così a tutta la gente come avviene la preparazione del formaggio e come avviene così poi la ricotta. Poi vi spiegherò pure dopo. La facciamo. Questi sono i rametti di figo. Con questi rametti di figo avviene con questo qui, avviene così, fa affiorare la ricotta. Perché questo poi verrà versata, questo ve lo spiegherò dopo, mentre che prepariamo la ricotta, e la faccio come si faceva ai tempi, all'antica. All'antica facevano così, con i rametti di figo. E noi abbiamo acceso la curiosità per tutta questa procedura, quindi per il momento salutiamo tutti. Ok. E vi sveleremo tutte queste fasi tra poco su Bella Sicilia. Grazie. Grazie a voi, a dopo. Un saluto da Limina e seguiteci per il video completo. Amici di Bella Sicilia, ci troviamo a Limina e stanno per iniziare 2 giorni speciali. Buonasera. Buonasera a tutti. Ci troviamo con il presidente della Della Prologo. Prologo di Limina e siamo quasi all'inizio della 3ª edizione della Festa della Ricotta. Come sarà articolata questa edizione? Quest'anno abbiamo pensato di fare un bel percorso con un'apertura all'inizio vicino al municipio, dove la gente potrà entrare e visitare tutti gli stand di oggettistica, poi potranno degustare maccheroni, un fritto misto di pesce e poi arrivare qui in piazza con la carne, cuzzola, i gelati fatti artigianali del paese, alla ricotta, poi c'è la ricotta che è già quasi in lavorazione, che si può assaggiare anche bella calda. Quest'anno abbiamo anche pasta con la ricotta, che tra poco gusteremo che qui tra in questo poco stand. mangeremo anche, e poi ci saranno il vino e poi i soliti spettacolini, ci sarà la dosatura dal vivo e niente. Saranno 2 giorni da non perdere, quindi. Sicuramente. Parliamo del programma di domani domenica. Tutti coloro che non riusciranno a venire quest'oggi, come sarà articolata la giornata di domani? Domani sarà un po' più piena perché giustamente è tutto il giorno, perciò avremo sempre la produzione della ricotta mattina, pomeriggio e poi la sera, poi faremo la dosatura sempre nel pomeriggio e poi ci saranno i vari spettacoli, canterini, ci saranno trampolieri e poi al solito si può degustare sempre i nostri prodotti tipici del paese, diciamo. Cosa spinge la Prologo a impegnarsi così tanto per questo territorio? Sappiamo che fate tantissimi eventi, ne abbiamo seguito uno anche l'anno scorso dedicato alla mostarda e al vino. Sì. Vogliamo valutare il paese, vogliamo fare conoscere il nostro paese in giro, vogliamo portare gente e sì, facciamo la festa del vino e della mostarda a settembre. A Natale facciamo il presepe vivente e in tutti e 3 eventi possiamo degustare i nostri prodotti tipici del paese. Naturalmente nel video tra poco vedrete tanti dettagli, ma parliamo di Limina in sintesi. Cosa visitare in questo comune? Perché scegliere di trascorrere un weekend qui? Un weekend qui per la tranquillità, diciamo. Venite a Limina e potete stare tranquilli, non c'è confusione, c'è aria pura, si mangia bene. Ci sono tanti prodotti caserecci e poi Limina abbiamo anche una bella festa ora il 30 maggio di San Filippo e poi siamo situati in un bel punto, c'è un bel panorama da tutte le parti, diciamo. E noi non vogliamo svelarvi altro, seguiteci su Onda TV, su Bella Sicilia per vivere questo e tanto altro in questi 2 giorni insieme a noi. Complimenti Presidente. Grazie, vi aspettiamo. Il suo nome? Claudio Silicato. Ringraziamo Claudio Silicato e il video continua su Bella Sicilia, grazie. Buonasera.